Un 41enne ha perso la vita a Porcia nello scontro tra la sua moto e un'auto. È successo lungo la Ponte Bana. A Gemona un insegnante è stato stroncato da un infarto a scuola. Una badante su 5 in provincia di Udine non è vaccinata. In 1000 rischiano di essere sospesi dal lavoro se non si mettono in regola con il Green Pass. Assistenza domiciliare a rischio, l'allarme della CISL. Processo sull'uxoricidio di Aquileia, il figlio della coppia testimonia in corte d'assise a Udine. Mia madre si sentiva in pericolo, mio padre cambiò quando iniziò il lockdown. Cresce l'attesa per la visita di domani a Gorizia dei presidenti Mattarella e Pacor. Città blindata, imponente dispiegamento di forze dell'ordine, il gran finale in piazza Transalpina con i discorsi e il concerto. Miglior tempo nelle qualificazioni per gli azzurri dell'inseguimento a squadre. Ai mondiali di ciclismo su pista, Jonathan Mila e compagni prenotano la finale. Venerdì le gare individuali. Buonasera, bentrovati all'appuntamento serale con il nostro telegiornale. Apriamo con la cronaca e con un tragico incidente a Porcia lungo la Ponte Bana. Un uomo di 41 anni morto sul colpo dopo che la sua moto si è scontrata con un'auto. Un impatto violento lungo la Ponte Bana all'altezza di Porcia tra un'auto e una moto è costato la vita a un uomo di 41 anni. Si tratta di Cristian Ghilardi, originario di Milano ma da tempo residente a Pordenone. L'incidente mortale è accaduto attorno all'1:20 di oggi pomeriggio in Corso Italia. L'uomo, che stava andando al lavoro a bordo di una Honda XR, arrivava da Porcia in direzione Sacile ed è stato centrato da una Fiat Punto guidata da una signora di 73 anni di Fontanafredda che si stava immettendo da Via Verdi sulla statale 13. Nell'impatto il motociclista è volato per una trentina di metri finendo addosso a una Nissan Qashqai che frenando ha evitato di travolgerlo, ma per il Centauro non c'era nulla da fare. Inutili i primi tentativi di soccorso da parte di persone presenti. All'arrivo dell'automedica l'uomo era già deceduto sul colpo. I sanitari non hanno potuto che constatarne il decesso. A occuparsi dei rilievi la polizia locale, guidata dal comandante Paolo Forte, con il supporto degli agenti della Polizia di Stato, che hanno anche regolato il traffico, e dei vigili del fuoco, presenti per mettere in sicurezza lo scenario. Ghilardi lascia la moglie e un figlio minorenne, oltre a un vuoto in amici e conoscenti. Sconvolta, la donna che era alla guida della Punto, rimasta a bordo strada, ad assistere alle operazioni di soccorso e ai successivi rilievi che stabiliranno eventuali responsabilità. Lungo la Ponte Bana, per un paio di ore, si sono formate lunghe code. E un insegnante di tecnica di Gemona è morto questa mattina in aula. È successo nelle scuole medie di Tarcento, lutto in paese, dove aveva insegnato anche nella scuola parrocchiale Domus. Tragedia nelle scuole medie di Tarcento, dove questa mattina un insegnante storico dell'Istituto Comprensivo, Paolo Batello, 62 anni, si è casciato in aula colto da un malore ed è morto. Probabilmente è stato vittima di un infarto. I giovani allievi stavano per entrare in classe ma sono stati bloccati nel corridoio dal personale non docente. Hanno appreso subito dopo della morte del loro insegnante per l'arrivo dell'ambulanza inviata dalla Sores di Palmanova a Sirene e dai carabinieri della compagnia di Cividale del Friuli. Sconvolti i colleghi e la dirigenza scolastica, Batello, di Gemona del Friuli, storico e apprezzatissimo docente, viene ricordato dal primo cittadino. Siamo vicini alla sua famiglia in questo gravissimo momento di lutto, ha detto infatti il sindaco di Tarcento, Mauro Steccati. Siamo vicini a tutto il personale della scuola e ai giovani studenti. La protesta contro il Green Pass che non si ferma a Trieste, dove in Piazza Unità continua il presidio delle diverse anime che fino a lunedì bloccavano il porto. Alla manifestazione organizzata per venerdì, ha fatto sapere il prefetto Valenti, si ipotizza una presenza di 20.000 persone. Tamburi, i soliti insulti ai giornalisti, girotondi e discorsi vari. Prosegue la protesta contro il Green Pass in Piazza dell'Unità d'Italia, dove anche nella giornata odierna le persone, impossibile quantificarle visto l'andirivieni, si sono fermate per protestare contro la misura voluta dal governo guidato da Mario Draghi per impedire nuovi lockdown. Mentre i numeri dei contagi a Trieste continuano a schizzare verso l'alto, nella piazza si continua a invocare libertà, anche se ormai esiste una frattura sempre più ampia tra il movimento No Green Pass, che ha dato origine anche ai cortei dei giorni
scorsi, affiancato dal Movimento Trevù e il coordinamento 15 ottobre, al cui interno è confluito Stefano Puzzer, composto poi da Dorel Giacomini, medico sospeso perché non vaccinato. Al momento le autorità fanno sapere che non è previsto uno sgombero e i manifestanti hanno garantito la volontà di non occupare la piazza con oggetti e anche il palco usato ieri è stato poi rimosso su ordine della polizia locale. I timori invece di possibili infiltrazioni di Black Bloc iniziano a crescere in vista di venerdì, quando è stata programmata, al momento ufficiosamente, una nuova manifestazione itinerante. Sabato poi ci sarà ancora un corteo in vista dell'incontro con il ministro Stefano Patonelli e di un rappresentante del Ministero della Salute. E dal 15 ottobre, giorno in cui è stato appunto introdotto l'obbligo di Green Pass sul posto di lavoro, più di un autista del trasporto pubblico locale su 4 ha disertato il lavoro. Assenze pesanti che hanno portato complessivamente alla soppressione di più di 2000 corse, ma treni e collegamenti per servizi scolastici non hanno subito variazioni, ha fatto sapere l'assessore regionale Pizzimenti. 2.313 corse, quasi il 20% del totale dei giorni feriali dal 15 ottobre ad oggi. È questo il numero delle corse cancellate per assenza di autisti dalla data dell'introduzione dell'obbligatorietà del Green Pass sul posto di lavoro. Un disservizio che è ricaduto sul territorio per l'assenza, tra chi non ha il Green Pass, malattie ed altre motivazioni, di 388 autisti, il 27,8% del totale. La riorganizzazione dei servizi da parte della società TPL FVG e delle aziende consorziate, ha detto l'assessore regionale ai trasporti Graziano Pizzimenti in Consiglio regionale, ha determinato la soppressione di un numero consistente di corse, ma ha comunque garantito a tutti i territori i necessari collegamenti per i servizi scolastici. A non essere toccati non sono state neanche i trasporti ferroviari, in alcuni casi sostituiti con autobus e corriere, in particolare sulla linea Sacile-Maniago e Udine-Cividale. Avevamo chiesto anticipatamente alle aziende di organizzarsi, prosegue Pizzimenti, per minimizzare gli eventuali impatti negativi determinati dalla presenza di personale non in possesso di Green Pass. Ad essere colpiti anche i servizi urbani. A Udine più di 20 autisti mancano all'appello e a venire meno è stata la regolarità del servizio, in particolare nelle ore notturne e serali. Sui rimborsi ai viaggiatori, conclude Pizzimenti, trattandosi di un contratto tra vettore e viaggiatore, la tematica è di competenza delle aziende del trasporto pubblico, da cui viene gestita direttamente. Nessuno vuole assumersi la responsabilità di guidare un mezzo pubblico e questa è la realtà con la quale si devono confrontare le aziende di trasporto che in questi giorni sono alla ricerca di autisti appunto per sostituire il personale che non si è presentato al lavoro per motivi legati al Green Pass o per malattia. Cercasi autisti per il trasporto pubblico locale. Ora più che mai questa figura professionale è indispensabile per garantire il servizio in ogni parte del Friuli Venezia Giulia. Adesso che le aziende si trovano con carenza di autisti hanno ancora più difficoltà a trovarne nuovi. Erano ricercati già prima della situazione venutasi a creare con l'introduzione dell'obbligatorietà del Green Pass, che sta comportando la soppressione del 20% delle corse. Lo rilevano i segretari regionali di FIT CISL FILT CGL, Antonio Pittelli e Valentino Lorelli, sottolineando che al momento, a causa delle astensioni dal lavoro legate al Green Pass e all'incremento di segnalazioni di malattia, sono penalizzate le vallate della Carnia e del Tarvisiano e soppresse alcune corse anche in città. Sono privilegiati i flussi per i plessi scolastici. Alla ricerca di personale si aggregano pure aziende private, ma evidentemente questo tipo di lavoro non convince nemmeno i giovani in cerca di occupazione, perché ritengono che lo stipendio, nella qualifica più bassa si aggira sui 1.100 euro al mese, comporti turni e rischi elevati, soprattutto quando si trasportano persone. Chi ha patenti di alto livello preferisce altre attività che sono remunerate dai 500 ai 600 euro in più al mese. Più in generale, però, secondo il prefetto Marchesiello, nessuna criticità si è rilevata sui luoghi di lavoro dopo l'introduzione del Green Pass obbligatorio. Alle forze dell'ordine non sono stati segnalati problemi o disagi. L'introduzione del Green Pass obbligatorio sui luoghi di lavoro non ha creato particolari problemi alle forze dell'ordine, che difatti non sono state richiamate dai titolari o dai dipendenti per particolari situazioni di criticità. Non sono arrivate segnalazioni di tensioni come
forse una settimana fa ci si poteva aspettare. Non ci sono state segnalate violazioni particolari, non ci sono arrivate segnalazioni né soprattutto motivi di tensione, di particolare preoccupazione da parte delle forze dell'ordine. Quindi direi apparentemente tranquilla, come è giusto che sia in questo momento. Continuano intanto i controlli dei carabinieri del NAS per le persone che devono possedere il Green Pass se decidono di consumare pasti o bevande seduti all'interno di locali pubblici. E sul tema c'è anche il commento dell'assessore regionale alle attività produttive Sergio Emidio Bini. L'economia non si ferma di fronte al Green Pass, ha detto c'è però da convincere una parte residuale ancora di non convinti. A pochi giorni dall'avvio dell'obbligatorietà del Green Pass nei luoghi di lavoro, le imprese non hanno subito rallentamenti e sono poche le criticità riscontrate. Ho parlato direttamente con gli imprenditori, i quali non mi hanno rappresentato quel mondo tragico che qualcuno ha cercato di venderci in queste settimane. Io, guardate, sono sempre stato un forte sostenitore sia delle vaccinazioni sia delle regole del gioco rigide che il governo ha messo in campo. D'altronde, guardate, l'unico modo che noi abbiamo per uscire da questa pandemia è il rispetto delle regole, punto. Il resto è tutta fantasia. L'economia non si ferma di fronte a un Green Pass, le imprese continuano a produrre. C'è da convincere ancora questa parte residuale di non convinti che farsi un vaccino non è poi tanto così pericoloso, anzi probabilmente anzi sicuramente la medicina giusta per vincere la pandemia. Vediamo qual è l'ultimo aggiornamento relativamente alla situazione Covid nella nostra regione, con 114 nuovi contagi e nessun decesso. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.964 tamponi molecolari sono stati rilevati 108 casi, la percentuale di positività è del 2,18%. Su 15.100 test rapidi antigenici invece sono emerse solamente 6 positività. Restano 7 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre sono 49 i pazienti ospedalizzati in altri reparti. E Trieste è la provincia con la maggiore incidenza di casi Covid in Italia. Sono 139 ogni 100.000 abitanti in 7 giorni, 48 casi in più rispetto alla seconda città con incidenza più alta, che è Vibo Valentia. Della situazione ha parlato il vicepresidente della regione Riccardi rispondendo a un'interrogazione in Consiglio regionale. La crescita dell'incidenza Covid nelle ultime settimane in regione, ha spiegato, è collegata in prevalenza all'aumento dei casi registrato a Trieste, dovuto sia alla più bassa percentuale di vaccinati rispetto alla media regionale, sia all'età che è in media più avanzata rispetto al resto della popolazione, alla numerosità degli ospiti delle case di riposo, ma anche della popolazione scolastica. Riccardi ha aggiunto che l'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina ha rafforzato l'attività di contact tracing e di sorveglianza. I principali focolai vengono quindi registrati in scuole primarie, dove sono aumentate le attività di controllo mediante l'esecuzione di tamponi. Gli anziani sono stati i primi a essere sottoposti a vaccino, ha aggiunto Riccardi, ma è noto che la risposta immunitaria per loro tende ad affievolirsi nel tempo, un fatto dimostrato dalla ripresa nelle strutture residenziali di alcuni focolai, fortunatamente di bassa gravità clinica. Riccardi ha sottolineato che al momento la situazione dei ricoveri, delle persone trattate a domicilio e dei tracciamenti è sotto controllo e che non si rilevano importanti criticità assistenziali. Unica eccezione, la difficoltà su scala regionale e nazionale di reperire personale infermieristico per effettuare i tamponi 7 giorni su 7. E a proposito di vaccini, una badante su 5 in provincia di Udine non è vaccinata. Si parla di un esercito di oltre 1.000 persone che rischia di essere sospeso dal lavoro se dopo 5 giorni non si mette in regola con il Green Pass. A rischio è l'intera filiale dell'assistenza domiciliare, l'allarme questo lanciato dalla CISL di Udine. Renato Della Ricca, quante sono le badanti e le colf che non sono vaccinate e rischiano una sospensione?
Sono tante, dai nostri conteggi sono quasi dal 15 al 20%, non sono vaccinate e molti di loro rifiutano anche di fare il tampone. Molte invece chiedono ai familiari di prenotargli all'interno delle farmacie un tampone per poter lavorare. Queste badanti però non hanno stipendi altissimi, quindi il costo del vaccino fatto ogni 48 ore è veramente un costo importante per loro. Quante sono le badanti in provincia di Udine? Le badanti in provincia di Udine sono quasi 6.000 e sui 2.900 le colf che lavorano all'interno delle nostre famiglie. Si rischia un'interruzione dell'assistenza domiciliare? C'è questa preoccupazione perché molti nostri anziani, molte famiglie lasciano e vengono assistiti da queste persone che arrivano molte volte anche dai paesi dell'est. Ci sono stati casi, avete avuto boom di telefonate in questi giorni per richieste di allontanamento o richieste di aiuto? Più che richieste di allontanamento, richieste di aiuto, cosa possono fare, come devono comportarsi e se ci sono degli sgravi o dei tamponi gratuiti per le badanti. Dalle 19.45 il tema verrà approfondito nella puntata di oggi di Screenshot, dove si parlerà anche del boom delle certificazioni mediche per malattia, ovviamente legato al Green Pass, e anche l'aumento esponenziale della richiesta di tamponi rapidi in farmacia. Farmacie del Friuli Venezia Giulia sotto pressione per l'elevato numero di tamponi rapidi richiesti dopo l'entrata in vigore dell'obbligatorietà del Green Pass sui luoghi di lavoro. Ci sono moltissime difficoltà, le farmacie sono veramente prese d'assalto per questa richiesta di tamponi. Pensi che solo nella giornata di ieri sono stati fatti oltre 10.000 tamponi nelle 200 farmacie della nostra regione e lunedì il numero addirittura è salito a 19.000 tamponi, un numero che non si era mai registrato in passato nella nostra regione. Come si coniuga il servizio che rendete al cittadino del tampone con la normale attività della farmacia? È molto difficile. Oggi le farmacie sono impegnate per quasi un terzo del tempo per l'effettuazione di questo servizio, che questo viene svolto anche in orari straordinari, durante gli orari di chiusura, proprio per cercare di soddisfare al massimo le richieste di tutti quei cittadini che non si sono ancora potuti vaccinare. Noi speriamo chiaramente che questo numero possa scendere nel tempo e che comunque si possa trovare una soluzione per tutti quelli che hanno bisogno di lavorare. Qual è stato l'impatto della pandemia nelle nostre vite dal punto di vista della qualità della vita, del benessere personale? Quello che cercherà di capire un questionario realizzato su iniziativa della Commissione regionale Pari Opportunità, disponibile online da domani ed accessibile a tutti i cittadini della regione fino alla fine di novembre. È stato presentato questa mattina a Udine. Un questionario per capire l'impatto della pandemia sugli stili di vita delle persone del Friuli Venezia Giulia è stato elaborato dalla Commissione Pari Opportunità, un progetto presentato questa mattina da Dusi Marcolin, presidente della Commissione. Sicuramente sulla salute ci sarà qualche risposta, qualche conferma del rallentamento di tutte quelle che sono le risposte alle patologie diverse dal Covid. Le abitudini alimentari, il fatto di essere rimasti chiusi in casa ha comportato sicuramente degli sconvolgimenti. Presente anche la coordinatrice del gruppo salute della Commissione, Renata Della Ricca, la professoressa Valeria Fillì dell'Università di Udine, responsabile scientifica del progetto, e della ricercatrice Cristina Marcon, che ha elaborato lo strumento di indagine statistica, e Confindustria Udine, rappresentata dal direttore Michele Nencioni, che ha finanziato la borsa di studio necessaria per la realizzazione dell'iniziativa. L'analisi che misurerà il benessere psicofisico durante il Covid è importantissima, perché così
le aziende hanno anche modo eventualmente di porre dei rimedi o di trovare soluzioni rispetto a delle problematiche che potrebbero emergere. Alla conferenza stampa ha partecipato in collegamento da remoto anche Piero Mauro Zanin. Come Consiglio regionale, ha detto il Presidente dell'Assemblea legislativa, noi guardiamo sempre con attenzione alle iniziative del CRPO che spesso forniscono spunti per il legislatore. Io credo che ci siano state implicazioni sulla vita delle persone che si cominciano a studiare soltanto ora e per questo motivo l'iniziativa è destinata a diventare un punto di riferimento. Il processo per l'uxoricidio di Aquileia, il figlio della coppia, è testimoniato oggi in Corte d'Assise a Udine dicendo che la madre si sentiva in pericolo e che il comportamento del padre era iniziato a cambiare durante il lockdown. La mattina del 22 settembre 2020, giorno della sua morte, Marinella Maurel chiamò il figlio perché la situazione del marito era ingestibile e si sentiva in pericolo. Da tempo la donna dormiva barricata in camera da letto perché aveva paura. Così ha raccontato il figlio della coppia davanti alla Corte d'Assise di Udine, durante il processo che vede indagato Livio Duca, di 67 anni, reo confesso dell'omicidio della moglie con una coltellata al collo nella casa coniugale di Aquileia. Il figlio Daniele, di 40 anni, ha spiegato che tra 10 anni i genitori mal si sopportavano e che litigavano spesso per qualsiasi motivo, ma che non c'erano mai stati episodi di violenza fisica. Le condizioni del padre, seguito dal medico di base, erano peggiorate all'inizio del 2020, in concomitanza con il lockdown. L'uomo, continua il racconto, aveva cominciato a bere e sosteneva che la famiglia sarebbe andata in rovina, che il paese rideva di loro e che i vicini avevano installato fantomatiche telecamere per spiarlo. Aveva addirittura minacciato la moglie, pensato al suicidio e nascondeva i cellulari sotto al cuscino per non essere ascoltato. Le sue preoccupazioni maggiori riguardavano il lavoro e l'idea non fondata che la Guardia di Finanza lo avesse preso di mira, cose che riferì ai carabinieri subito dopo l'accoltellamento. Quel giorno la madre chiamò il figlio per chiedergli di portare il padre in pronto soccorso, ma il giovane non volle rischiare qualche incidente temendo le reazioni dell'uomo. Chiamò il CSM e prese un appuntamento a domicilio per il giorno successivo, ma le cose precipitarono quella stessa sera. La nuova udienza è prevista per metà novembre. Avrebbe costretto per 3 anni la figlia minorenne a subire violenze sessuali a partire da quando ne aveva 11. Con questa accusa il gruppo udinese Matteo Carlisi ha rinviato oggi a giudizio un sudamericano di 40 anni, residente in provincia di Udine. Stando al capo di imputazione, l'uomo, abusando della propria autorità, avrebbe costretto in diverse occasioni la figlia della moglie convivente a raggiungerlo in alcuni ambienti della casa, in macchina o in una roulotte per subire le violenze. Siamo convinti, spiegano i difensori, gli avvocati Maurizio Landelli e Chiara Grasso di Cividale, dell'innocenza del nostro assistito per le molte incongruenze nei fatti, così come denunciati. La madre della vittima, assistita dall'avvocato Antonella Bassi, si è costituita parte civile e chiederà i danni. Cresce l'attesa a Gorizia per la visita di domani del Presidente della Repubblica Mattarella insieme all'omologo sloveno Borut Pahor. Città blindata, imponente dispiegamento di misure di sicurezza su entrambi i lati del confine e poi il gran finale in piazza Transalpina. È stata già definita storica la visita in programma domani a Gorizia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato arriverà in città attorno a mezzogiorno insieme all'omologo e amico sloveno Borut Pahor, partendo dal cuore di Nova Gorica. Sarà un appuntamento praticamente blindato per i due presidenti, nonché l'incognita meteo che potrebbe far cambiare velocemente i piani. Il clou sarà in piazza Transalpina, dove si terranno discorsi ufficiali e il concerto conclusivo. Non preoccupano invece possibili manifestazioni no Green Pass, come spiega il sindaco di Gorizia, Ziberna. Chiunque volesse manifestare per qualunque cosa ha il sacrosanto diritto di farlo, va da sé che una cosa è la manifestazione per chiedere altra cosa invece è la violenza. Previste anche limitazioni al traffico cittadino a partire dall'area pedonale di Corso Verdi, che sarà interdetta anche ai pedoni dalle 13. Nova Gorizia e Gorizia stanno diventando quello che loro vogliono essere, cioè un laboratorio di politica, un laboratorio istituzionale. Si sa che con questo tipo di protocolli i passi da seguire sono estremamente rigidi e questa volta hanno deciso di scegliere le due Gorizie anziché la capitale. Sono stati nuovamente distrutti i campi di mais OGM dell'agricoltore friulano Giorgio Fidenato per ordine del Ministero delle Politiche Agricole, ma mentre le piante venivano trinciate ed interrate, Fidenato già prometteva nuove battaglie, nuove semine.
Non mi fermerò finché l'Europa non si esporrà sul mio caso. Prosegue la battaglia di Giorgio Fidenato in difesa del MON 810, il mais transgenico che dopo l'ultima distruzione aveva nuovamente seminato nei campi di Colloredo di Montalbano e che di nuovo, questa volta su indicazione dell'Ispettorato Centrale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, è stato distrutto. Le piante trinciate e poi interrate ad una ventina di giorni dalla maturazione completa delle pannocchie. Ma con ancora i trattori e il personale della forestale regionale nei suoi campi, Fidenato già promette battaglia. Questo è lo scopo di questa nostra battaglia, riuscire a portare la questione alla Corte di Giustizia Europea. Purtroppo anche nell'esperienza del 2018 i giudici non hanno voluto sentire ragione e non hanno inteso mandare la questione alla Corte di Giustizia Europea. Certo, però adesso sto facendo causa per responsabilità civile perché secondo il mio punto di vista loro hanno commesso violazione manifesta del diritto dell'Unione a non aver spedito la questione alla Corte di Giustizia Europea. Quindi mi hanno costretto di nuovo a seminare quest'anno perché il mio scopo è di andare alla Corte di Giustizia Europea. Io non so se ho ragione o torto. So che ci sono ragionevoli dubbi sulla legittimità di questa direttiva europea che permette agli Stati di poter vietare la coltivazione dell'OGM, perché i trattati dicono altre cose. Vorrei che la Corte di Giustizia analizzasse la questione e desse la sua sentenza. Solo dopo che la Corte di Giustizia dirà Fidenato è torto io smetterò di seminare, ma fino ad allora non smetterò. Inaugurata la nuova sede di CM Partners a Udine in via Caterina Percotto, azienda specializzata nella consulenza per l'internazionalizzazione che guarda con ottimismo al futuro. Con un quartier generale radicato in Friuli Venezia Giulia, Udine, 27 uffici in 17 diversi paesi del mondo, 250 dipendenti, IC Partners rappresenta un unicum a livello nazionale sia per la grandezza dell'azienda sia per il modello di business. A questo si aggiungono 30 partner strategici, portando ad una presenza globale in 47 paesi nel mondo. È di fatto la più grande piattaforma italiana dedicata al supporto alla internazionalizzazione d'impresa, oggi l'inaugurazione della sede a Udine. Il nostro innanzitutto è quello di essere fortemente radicati sul territorio ma essere globali, questo è sempre stato un po' il nostro motto. Abbiamo una presenza ormai su oltre 47 paesi nel mondo e assistiamo alle aziende di tutta Italia ma in particolare del Friuli e una nuova sede serve a dare fare un ulteriore salto. Abbiamo dei programmi molto ambiziosi per il futuro e quindi una nuova sede per noi era necessaria. Siamo contenti di aver trovato una soluzione qui a Udine, vicino alla stazione, che per noi è importante per un fatto proprio di infrastruttura e quindi siamo contenti di questo passaggio, di questo passo che abbiamo fatto e che stiamo facendo. Sono partiti oggi i mondiali di ciclismo su pista ed è già una grande Italia quella che ha vinto il titolo olimpico con anche il pugliese Jonathan Milan, miglior tempo nelle qualificazioni. Stasera ci si gioca la finale in programma domani. Ne parliamo tra poco a Sport FVG, spazio ovviamente anche all'Udinese e alle panchine dei dilettanti che sono già in movimento. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale, a voi l'augurio di un buon proseguimento di serata, arrivederci.